luogo, sempre nella Barbagia, altre feste campestri che non sono più semplici manifestazioni locali, ma interessano diversi paesi di una stessa zona. Il santuario di San Cosimo, presso Mamoiada, rappresenta appunto un luogo di incontro delle popolazioni circostanti. Per un occhio esercitato è facile constatare, dalle diverse fogge del costume, come a questa festa convengano gli abitanti di quasi tutti i centri della Barbagia. Si tratta di una festa autunnale che coincide con la data di rinnovo dei contratti di affitto dei pascoli, per cui essa viene naturalmente ad assumere anche un importante significato economico. Si attende di solito quest'occasione annuale per provvedere all'acquisto di tutti i prodotti necessari alla vita domestica. Anche qui è giunto il progresso con i suoi prodotti industriali di serie, a sostituire quelli che un tempo forniva il tradizionale artigianato locale. Nel complesso, la fisionomia di queste feste può anche stupire, constatandosi in esse tutta una confluenza di aspetti che con la religione sembrano non avere niente a che fare. Non a caso è stato da molti sottolineato il carattere paganeggiante delle feste sarde, ma chi badasse a scorgervi solo tali contraddizioni rischia di fraintendere il loro significato. Thank you.